questo nuovo video. Io sono The Charizard X e in questo nuovo video ho sbagliato la intro. Vabbè, comunque vi voglio dire una cosa. Ho scaricato John GBA Lite, ho preso un po' di giochi Pokémon. Poi ditemi, siccome quello da dove li prendo ora ha chiuso, perché dicono che aveva, non lo so, comunque ha chiuso. Questo si chiama John GBA Lite, come vedete qui. Scusate per i rumori in casa mia di X. Bene, un'altra cosa vi volevo dire. Stavo giocando a Pokémon Flora Sky, un gioco davvero bello, dovrete provarlo. Io abbasso il volume se no non si sente la mia voce. Quindi i miei Pokémon, no, ho sbagliato gioco Pokémon, no Pokémon, vabbè. Scusate sempre per questi rumori, però io non vi posso fare niente, perciò exit, esci. Ok, è vero, si faceva così. Perfetto, sì, scusate per la pubblicità. Quindi io sto facendo Pokémon Sienna. Allora, vi volevo dire una cosa. Questo gioco io velocizzerò perché è una cosa un po' noiosa, sempre lenti. Allora, come vedete ho Swablu di livello 18, Elesnow che si vede Crocorock, ma in realtà sono Pokémon nuovi e questo è Elesnow. Poi ho uno Shroomish, Sumery, è buono come Pokémon, niente male davvero. Bellsprout, voi direte sì, ma è solo di livello 8. Sì, in realtà ho fatto una cosa per sbaglio. Allora, qui in pratica c'è una palestra. Io l'avevo battuto per sbaglio, e ripeto per sbaglio. Qui che poi vuole una cosa, se devi uccidere, devi sconfiggere alcuni tizi, bravi, maledetti, mafiosi. Va bene, quindi stavo dicendo, l'avevo sconfitto anche il capo palestra. Vi avviso, i Pokémon che ha sono davvero molto forti, perciò dico una cosa, mi devo allenare Elesnow, perché un Pokémon, cioè non vorrei fare spoilerare, però è un avviso per voi, perlomeno. Allora, questo è Double, non vi preoccupate, non fa niente, non è molto forte, cioè di fare fa, però non è molto forte. Poi vabbè, Zubat, dovete sapere questo è il Pokémon più forte. Io mi sbaglio, ho fatto un erroraccio, vedete? Io Grovyle ce l'ho a livello 23, per ora è anche troppo secondo me, è buono. Voi direte, ma come hai fatto a catturare? Quello è un coso, cioè volevo dire, è un lui. Vabbè, comunque, si trova in un percorso, non è neanche molto difficile trovarlo. Bisogna giusto fare un po' avanti e dietro, così. Perciò ora mi alleno Elesnow. Inoltre voglio far schiudere questo uovo. Io non so davvero cosa contenga. Comunque un'altra cosa molto importante, io cercherò sempre di rimanere intorno ai 15 minuti. Però ora non avrò l'ansia, per esempio, oddio, ho superato i 15 minuti, vedo, non lo posso caricare. Inoltre, una cosa davvero spiacevole che è successa. Io questa serie la dovevo già caricare.
ora vedo che cosa vuole. No, non vi preoccupate, se avete sentito quella voce era di mia sorella, dà un sacco di fastidio. Quindi non vi preoccupate. Beh, qui toglierò Pursuit per Volt Tackle, che è molto più conveniente. Perfetto, vedo se lo vogliono solo una persona, però il Volt Tackle non fa male, anche se è solo uno. Ah vabbè, questa è una parte che a me non tanto interessa. Comunque, come stavo dicendo, io questa serie la dovevo già caricare, però ho avuto dei problemi, ovvero mi mettevo, stavo a giocare, superavo, del tipo arrivavo a 17-18 minuti, non ci facevo mai caso al tempo, perché devo raccontare anche una storia abbastanza curiosa. Un po' di tempo fa, prima di scaricarmi in questo emulatore, a me non è che piacessero molto i Pokémon prima. Cioè, prima mi piacevano un sacco. Poi sono diventato un po' più grande, perciò i Pokémon sono andati un po', diciamo in disuso. Anche perché ora sì, ci sono i giochi nuovi, però io avendo i giochi abbastanza vecchi, non è che ci gioco molto, siccome li ho già finiti, ne avevo solo 2, perciò mi trovo a vedere un video, mi esce tra i video che mi potrebbero piacere. Ora vi do 10 secondi di tempo finché non si chiude quest'uovo per provare ad indovinare chi era quello youtuber che mi ha fatto commuovere. Che non si chiude l'uovo. Vabbè, nel frattempo che si chiude, voi pensate, poi vi dico chi è. Comunque i video potrebbero essere anche di 20 minuti, però so che i video molto lunghi non è che piacciono molto. Cioè, ci sono persone a cui piacciono meno i video lunghi. Un attimo. È un po' stancante. Beh, avete indovinato. Dai. Dai, vi sto dando molto tempo, forse. Comunque non è uno youtuber poco famoso. Beh, lo conoscono tutte le persone che seguono le serie di Pokémon. Perciò, siccome questo uovo non si vuole schiudere, mo lo spacco a morsi. Dun. Io l'avevo detto. Vabbè. Dun. Licchi. Esiste? No. Io non sapevo che esisteva Licchi. Beh, siccome questo gioco aggiunge un sacco di nuovi Pokémon, per ora ce l'ho a livello 1. Ora me lo spiegate. Come dire, un bambino nasce che ha già 5 anni. Vabbè, direi di allenarlo, forse forte, debole, boh. Non so. Ma non chiedete. Potete. Se è forte, datemi 1 milione di euro, ok? Perfetto. Ora. Quindi Machop. Perfetto. Icy Wind. Come stavo dicendo, questa serie l'avrei già dovuta caricare, però come vi ho detto ci sono stati alcuni problemi, perciò è stato un po' difficile cercare di caricarla, però è stato quasi, diciamo, impossibile. Allora, io sono un deficiente completo.
sì che sono un deficiente computer. Questo deve superare i livelli. It. Give. Perfetto. Tu? Bravo. No. Onyx. Bene, io qui mi metterò a fare un po' di punti esperienza. Ok, livello 20, buono. Livello 7 anche 8? No. Assassino. Allora, siamo a 11 minuti. Mi fate un raggio. Water gun. Devo dire che questo Pokémon che abbiamo visto, Odobble, dà un sacco di punti esperienza, vedi? Prima lì c'era un karateka che non ti faceva passare, ma ora si è spostato. Ciao, Hitmonlee. Quindi Icy Wind. Siamo a quasi 12 minuti. Questo ci uccide perché è forte. Sì, dimenticato. Quindi Icy Wind. Comunque vi voglio far notare una cosa dopo che muore lui. Perfetto. Vedete, questo è... Ah, è vero, anche questo è livello 8. Comunque se notate Letty ha molta vita ed è anche abbastanza forte. Vi faccio vedere le mosse. Che fa Mega Punch? Calcio in volo. È morto lì. Dai, vai Swablu, che tu sei forte. Peck. Ti ho piccato. No, tutti quei punti esperienza. Vedi, questa è la parte un po' noiosa, che mi uccidono sempre. Dai, però poi ci sono sti Pokémon. Non sono i Pokémon che danno fastidio, sono questi Pokémon che danno un sacco di fastidio. Dago. Perché non posso scappare? Come scappare? No, sì, non è effetto. Scappato. Scusate per i rumori. Bene, ora sapete cosa devo fare. Devo uccidere tutta quella fila di allenatori. Un suicidio. Perciò a 15 minuti, siccome ho detto che manterrò la media dei 15 minuti, però siccome sono trasgri arriverò a 15 minuti e 1 per far vedere a YouTube che ho confermato un ceccio. Non è per offendere chi si chiama ceccio, però per farvi vedere quel potere di superare i 15 minuti. Perché, sapete perché? Perché io sono X. Scusate per i rumori, poi ucciderò tutti quanti, perché sto video diventa una vera bruttezza, schifezza. Perché? Allora, questa fila di allenatori è la più noiosa perché ti uccidono. E questa è una cosa ogni volta. Perché scusa, se mi uccidono i Pokémon forti, come faccio? Vabbè, io mi metterò a farmare di punti in esperienza. Per esempio mi metterò contro gli Onix o tutti i Pokémon di sto pianeta Terra e li ucciderò.
Defense Call. Vabbè, proprio Zubat. Grazie. Icy Wind. Siamo a 15 minuti e posso dire che per voi è tutto, ma non per me. Quindi, bella a tutti ragazzi.